Quanti elettori si riconoscevano nella Lega fino facciamo un esempio, alle europee del 2019 e poi non si sono riconosciuti per esempio alle europee del 2024. Vale per gli elettori e vale anche per chi magari oggi vede in Fratelli d'Italia chi parla dei propri valori e chi è più concreto. Ex leghisti con casacca nuova? No problem, anzi, la stoccata arriva col sorriso come sempre e non a caso nel giorno in cui si presenta una delle liste di Fratelli d'Italia in campo, quella della Marca, dove tra i 9 della squadra c'è l'ex consigliera del Carroccio Silvia Rizzotto. E in attesa che a Padova si concretizzi il passaggio clamoroso di uno zaino di ferro come Luciano Sandonà, liquidato dalle liste della Lega, e nel veneziano di un altro nome di spicco di cui si vocifera da tempo come Fabiano Barbisan. De Carlo nicchia sulle ultime ipotesi in attesa della chiusura del cerchio in queste ore nelle due province. Meglio abbondanza comunque che carenza. Gestire l'abbondanza non è mai una fatica, è sempre come quegli allenatori di calcio che hanno la panchina lunga e poi possono permettersi di scegliere l'assetto migliore. Nella Marca dunque l'assetto migliore vede tanti amministratori in campo, dal vice sindaco di Montebelluna e Punta di Diamante Claudio Borgia, ai primi cittadini come Mattia Perencina a Fara di Soligo, Marco della Pietra a Spresiano, Arnaldo Pittona a Meduno di Livenza, o consiglieri comunali o assessori come Francesca Rigo a Godega di Sant'Urbano, Chiara Bortolato a Mogliano Veneto e Alexa Spina a Pieve di Soligo. Noi amministratori, noi sindaci siamo sicuramente sempre sul territorio, sempre vicini ai cittadini e sappiamo quali sono i bisogni dei cittadini e quindi credo che una rappresentanza in regione sia sicuramente una garanzia. Spero che sia una campagna elettorale seria, fatta bene, senza tirarci per la giacchetta, senza cattiverie e senza rivalse. Deve essere una campagna elettorale dedicata al territorio. Il colpo di scena arriva dall'assenza di chi sembrava in rampa di lancio dal comune di Treviso, Rosanna Vettoretti. Per De Carlo solo rumors. L'assessore Vettoretti non ha mai dato la sua disponibilità, non gli è mai stata chiesta la disponibilità e quindi credo che non ne sia mai stato neanche in discussione. Vettoretti sta svolgendo un ottimo lavoro nel comune di Treviso, come la sua collega Gloria Sanaggiotto devono concentrarsi nel continuare a portare avanti quel lavoro. Per una Vettoretti mancante, una new entry particolare, la contessa e imprenditrice coneglianese Albina Verecondi Scortecci, che lo scorso anno arrivò in finale all'Isola dei Famosi. Una ventata di freschezza, di novità, perché io sono nuova e sono nuova anche sinceramente nella politica, perché per me è una grande sfida, sono onorata, darò il massimo, ma realmente anche per me è una novità.